Ciao a tutti, buon sabato. Oggi facciamo un piatto tipico friulano, il salame all'aceto. Allora, ingredienti: salame, chiaramente, un po' di cipolla, un po' di aceto e basta. Poi una polenta di contorno, un po' di piselli che vanno bene. Allora, prima cosa, coltello, tagliamo la cipolla. Mi raccomando, tagliamola fina fina. Ok, adesso un po' di olio nella padella. Gas. Mettiamo a rosolare la cipolla. Ok, perfetto. Lasciamo il fuoco basso perché non si bruci e nel frattempo andiamo a preparare le nostre fette di salame. Allora, ci vuole un salame fresco, circa un mese, non di più perché sennò non rende. Allora, scattiamo il finale, togliamo la buccia. Per una porzione possiamo mettere 3 o 4 fette, dipende un po' se mangiate solo quello oppure no. Ok, 4 fette di salame fresco. In questo caso ho usato la cipolla rossa perché a me piace un po' di più, però in realtà potete usare tranquillamente la cipolla gialla o anche la bianca, anche se la bianca addolcisce un po' troppo, a me non piace tanto. E comunque potete usare anche quella o quello che avete in casa, visto che in questi giorni non si può uscire per la spesa così di frequente. Allora, ancora un attimino. Ora un attimo ci siamo. A questo punto prendiamo il nostro salame, vieni Martina, lo adagiamo sopra la cipolla. La cipolla non deve abbrustolirsi, deve rimanere bella bionda, non bruciacchiata insomma. Mettiamo il salame, ok. Il salame è una cottura molto veloce, ci vuole circa un minuto per parte, quindi molto veloce, mangiamo subito. L'ideale è sempre una pentola antiaderente, ma altrimenti potete usare anche un tegame in alluminio, quello che avete in casa insomma. Ok, andiamo a girarlo. Ok, un minuto anche da questa parte. Questo qui potrebbe sembrare un liquore buono, invece no, è aceto. Vino consigliato è un vino rosso, sicuramente. Io in questo caso un Cabernet Sauvignon. Cabernet Sauvignon Isonzo. Salute. Ok, torniamo al salame.
Allora, prima di versare l'aceto nella padella, vi consiglio di prendere il coperchio in mano, perché a volte quando andiamo a versare l'aceto nell'olio bollente tende a schizzare e potremmo anche farci male, scottarci. Quindi abbassiamo la fiamma, prima cosa, prendiamo il coperchio, andiamo vicino, con l'aceto nell'altra mano lo versiamo velocemente e lo apriamo subito. Lo lasciamo con il fuoco basso, lo lasciamo un minutino a soffriggere, a finire di cuocersi. Nel frattempo tagliamo la polenta che ho preparato stamattina. La tradizione friulana dice che la polenta si taglia col filo, ma siccome mia moglie non sa cucire, a casa non abbiamo il filo e lo tagliamo col coltello. Non moriremo di fame per questo. Ok. Bene, il salame è praticamente pronto. Polenta. Adesso prepariamo il nostro salame. Ok. Ci mettiamo sopra un po' di cipolla. Così. E un po' del suo sughetto, che con la polenta è una cosa fantastica. Ok? Come contorno un po' di piselli già preparati prima. Eccoci qua. Buon appetito, vi saluto, buon sabato, buon weekend, anche se non si può uscire di casa. Vabbè, ci vediamo domani. Salute, ciao!